Il progetto musicale è nato dall'idea di Claudio Mansutti e di Paolo Paroni, che hanno deciso appunto anche di regalare a un pubblico anche di piccoli conoscenze da musica anche un esplave di gran valore. Perché Prokofiev ha scritto, sì, è un musicista del Novecento e quindi ha messo dentro veramente anche le dinamiche di una storia fatta in tutte per tutte. È stato un lavoro bello partecipare con loro e sin mestri anche a io di una schiera di frus così bie e così contenti. E spero che sarà una bella roba che tineranno in tale quarto in cui partiamo e penso che quel che si è derivato a fare Paolo Paroni con l'orchestra, spiegando anche tutti i passaggi, tutta la dinamica della storia, è stata una roba che per loro resta indimenticabile. ¿Puedo contaros una storia? Aereo una volte, ma queste è una flave musicale. E dal momento che tutti gli sconti siano personaggi, in queste storie ognuno di loro sono rappresentati di un diverso strumento musicale. Perché arrivais a conoscere ogni volta che comparissi, o domanderanno ai diversi strumenti di presentarsi. Il primo è un uccellotto, rappresentato dal flauto traverso. La razza è rappresentata dall'oboe. Mentre invece tagliato allo fa il clarinetto. Il nonno di Pierin, è omp severe, è rappresentato dal fagotto. Il love salvati dai Gingiai è rappresentato di 3 quarts. Steti scolte, velu, carrive. E poi dopo alle Pierin, l'eroe delle nostre storie, il personaggio più importante, e al vero rappresentano di 1, 2 o 3 strumenti musicali, ma lo rappresentano tutti, gli arcs dall'orchestra, quindi i violins, le violes, i violoncei e il quintribasso. Ai fin, anche i cacciatori sono rappresentati di un motivo ben preciso. Stin ascolte dalle sclopetadis dai fusi, fas dai timpanos e dalla gran casse.
Mo immaginai la scena. Una chiasuta in tal miec di un gran prat verd, con un serai fa di stanghes di len, e un porton. Furta i pras un sfuei di aghe, e non lontan un bosc scur e misterios. Lì attor un arbol così grand, cui ramas che arrivava in fin tramai d'ogni dalla chiesa di Pierin. Una mattina a binore, Pierin al verser schiel e al saltafur dal prat verde. Sunt un brac di un arbol grand al saltucciava un uccellut, Sasha. Era un uccellut amico di Pierin. Quando lui arriva al cantare un evore content e al faceva un grum di fieste, mandi Pierino, c'è mo stato, tut ben. Culi alle tut quiet. Da ora di Pierin, una razza si metteva ad alpinare con la sua camminata a onde e niciulant a Gesù da rischiel che Pierin aveva lasciato verde. Così ha deciso di farsi una bella passeggiata. Finché fu grande, contenta di poter farsi una bella nadata insomma dal prato. Quando l'uccellotto al vio della razza salta fuori dal foiam dall'arbol, si può ad ogni die sulla erba, la chialà e disè. Ma c'è sorte di uccel sesto tu che non tu sai volare?
E tu, c'è sorte di uccel sesto, che non tu sas nadà. E si butta in tas fuei, con un salto. All'ering in denanta discuti un bel po', la razza nadanta fuori e l'uccello saltando sulla riva. Ma di botta al reclama Pirin, all'era un ghiat che si svicinava senza fassio di talerbe. Ecco, che chi un uccello distratto. Non mi sarà difficile di chiapparlo. E al casa vicinarsi, scruffiù verso di lui. Occhio al vostro Pierin! E l'uccello svelta svolà sull'arbol. La razza in tal biel mies da sfuei a faceva qua al ghiat. Il ghiat al girava attorno all'arbol e intanto al pensava mi convegna lassù e rimpinami tanto ad alt, quando arriverai lassù, l'uccello sarà ben già schiampato. E intanto il nonno al salta fuori di chiase, al vere veramente fuori di sé. Sì, perché Pierin al vere disobbedito. Aliere Gesù fuori di chiase senza domandare il permesso. Pierin, il prato d'ogna dal bosco, è un po' pericoloso. Se un lof al salte fuori, di boccia può da resto fa, eh? Ce va resto fatto. Perin, hanno dei importanza alle parole dal nonno. I canali come lui hanno un po' dai lofs. Ma il nonno non l'ha voluto sentire sons. Allora chiappa per mano e alzerà al portone e lo menà vers chiase.
Ma c'è combinazione. Perin non aveva fatta tempo a tornare a casa che un gran lof, gris, coi denti giai al saltafur dal bosco. Il gat, in un lamp, a si rimpinà sul palarbul. La razza spaurita ha cominciato a sigare e stupidamente a saltare fuori da sfuori. Ma è tacca corri. E ma un lof alle pusval di una razza, il lof si svicina, si svicina, si svicina. Sempre di più, ecco! Le chiappà e le mangià in un boccone. Pure razze, pure piccole razze. Come la situazione era questa? Il gat era restato su un ramaccio dall'arbol. L'uccelluzzo sunt un altri. C'è la Macedonia al gat. E l'of al girava so di loro che all'anno con voi in gors.
Parentan Pierin al viodeve duce che stava succedendo e al cucava stando a ordi da rischiel, senza neanche un fil di pore. Di corsa al tornare in chiesa e al chiappa su una guardia forte e si rimpinà in sul tal muro. Un ramazzo dall'arbol si slunghiava per fuori dal muro. Chiappansi per quel ramazzo? Pierin arriva sull'arbol. Poi disse a Lucelut, vai giù, svoletti intorno al music dall'off, ma vi ho di non fatti brincare, eh? Lucelut, a Lutis quasi a sfilava il music dall'off e quel Virgin la bocchia saltando di botta al cereve di Chiapalu. Il lof al girava sotto, chialandolo con voi in gors. E al voleva chiappalu, ma il lof all'era poi scaltri e al continuava il soggiuc. Intanto Pierin al faceva un slat scorsor con la guardia e planga lo sbassaiù dall'arbol. Arrivanta a chiappa dentro la coda dall'off, al tirà con tutta la forza che il beve. Il lof sentinsi chiappato in tavoate, al tacca furioso a slunghiarsi e a tirare per schiappare. Ma Pierin aveva peato la guardia in tal'arbol. Poi che l'off si slunghiava e poi la guardia stringeva. Proprio in quel momento i cacciatori saltarono in fuori dal bosco.
Alavin da ur da solmis dall'ov e a ogni pasca facevin attiravin con la sclope. Non stai a sparare al Pierin, vonde fermaisi. Io e l'uccellut, e vi già chiappati l'ov. Vignete piuttosto a darne un man per portarlo in tal suo habitat naturale, dove sono tante bestie che vivono libere come lui, orsus, ma anche il cinghiale. E così è stato. Immaginarsi la marcia trionfale. Pierin da Chiaf. E da ur i cacciadors che accompagnavano il lov. E il nonno schiassava il chiaffe al bruntolave e se Pierin non avesse arrivato a chiappall'ov, ci saresti al succeduto.
Parzore di lor, luce lut, al chiantava in gionde, chialait, c'è che si arrivasa a chiappà, io e Perin. E se qualchidun aveva ascoltato per ben, aveva sentito la razza che faceva qua, in tappanza dall'ov, per via che l'ov, per mangiare di burride, aveva glottude vive in un boccon. Grazie, c'è tanta duc. Ussi se piaciuta la storia. Sì, bravos. Veso vude pure? No, i se sforz come Pierin, Allora un battimento a tutte queste belle orchestre e vivete anche di musiche, che volete strumenti musicali, diventate musicisti, che è una roba bellissima. Mandi!